a mio giudizio, dobbiamo unificare appunto la grafia del sardo con una norma ortografica non imposta con un suggerimento dell'assessore della cultura o di Giovanni Assemblea, no, in Nicola, questo errore su Nicola, su professore, aveva scritto male, e ti segno blu, e tanto cominciamo a imparare, perché abbiamo l'unico rimedio è quello, l'errore viene punito con la matita blu, non certo con un caso di Mugnana, ma basta questo. Per fare questo bisogna insegnare il sardo in tutte le scuole, ogni cattedra di lingua e letteratura italiana deve avere assieme una cattedra di lingua e letteratura sarda. In tutte succede di questa difficoltà quando si tratta di riconoscere una lingua, che non è la sima gale della varietà di questa lingua, fino a quando poi si sa gente tiene desagguanto di seguire in suo tempo a guerrare, viene da malaosa chi governa da la decisione delle aree, la decisione della riconoscere. E con il suo tempo sarà da Bennerino, che pure non è schino da Bennerino. Narei a Cuglio, disse uno, a un popolo, boisi, li vuol dire le aree d'otto, ma se si lasciate questa lingua, questo popolo si dirà esiste. Se è questo popolo, boisi, li lasciate tutto, ma li liate questa lingua, questo popolo non esiste più.